Matteo, ti saluto per quello che hai fatto, perché sei stato grande e sempre disponibile. Hai fatto quasi tutto in questa azienda e cosa posso dire? Ciao, non abbiamo altro da dire. Una fine che spezza il cuore. Si fa portavoce di una famiglia distrutta. Lino, padre di Matteo Forner, 44 anni, 45 tra pochi giorni, e fondatore della premiata cantina Pat del Colmel. Un saluto commosso in quello che è un dolore che, ha detto, non si può spiegare. Matteo stava sistemando una pressa per l'uva insieme al padre. Entrambi pensavano che il macchinario fosse spento, invece il blocco era dato da una mancanza temporanea di corrente. Quando questa è tornata, la morsa del macchinario si è chiusa, colpendo mortalmente il 44enne al collo. Pochi istanti. Il padre Lino lì con lui. A poche ore dalla tragedia, Castelcucco e il mondo vitivinicolo sono in lutto. Matteo, racconta il papà, ha sempre voluto fare quello che faceva. Non vedeva l'ora di finire le scuole medie per andare a lavorare nei campi, ricorda il fratello Roberto. Amava il lavoro, che era di fatto la sua grande passione. 1000 progetti, 1000 idee per migliorare ogni giorno e far diventare l'azienda sempre più innovativa. Macchinari, vigneti antichi riscoperti, ristrutturazioni. Dietro alla Pat del Colmel c'era lui. Oltre al lavoro nelle vigne, anche l'impegno politico. Matteo Forner era anche consigliere comunale a Castelcucco, a volerlo con sé proprio il sindaco. Grande figura di supporto e poi lo sappiamo tutti essere stato un imprenditore effettivamente che ha dato lustro alla sua di attività, ma anche ovviamente a tutto il contesto del nostro paese. E lui in ogni circostanza era sempre assolutamente a disposizione. In un comune delle potenzialità e delle dimensioni di Castelcucco effettivamente bisogna un po' rimboccarsi le maniche e fare un po' di tutto. L'ultima cosa che ricordo di lui e anche di recente accadimento è stato quello che praticamente si è sostituito al nostro operaio che era in ferie per andare, diciamo, a togliere, a liberare una strada che era praticamente interclusa a causa di una pianta che era caduta, e nel breve volgere, sto parlando di 22 minuti, lui aveva già tagliato, fatta tutta a pezzettini, che era già pronta per il fuoco. Matteo lascia il papà Lino, mamma Gabriella, il fratello Roberto e la sorella Arianna. A Castelcucco intanto si pensa di proclamare una giornata di lutto cittadino. Credo che sia il minimo che si possa fare per una persona così, che sia distinta, oltretutto anche tenendo conto della tragicità dell'evento, per cui evidentemente credo che perlomeno le bandiere a mezz'asta sicuramente ci saranno in comune, così come il comune stesso si presenterà in forma ufficiale il sindaco e il consiglio, e oltre al gonfalone del comune, l'istato a lutto in occasione delle esequie.